Abbiamo iniziato la nostra puntata in un casale rustico dell'Ottocento, bene, la concludiamo in un teatro nobile del Settecento. Una bomboniera del Settecento racchiusa in un piccolo gioiello bolognese è il teatro Mazzacorati. La storia della villa Aldrovandi Mazzacorati nel quartiere Savena di Bologna comincia nel XVII secolo, quando apparteneva alla famiglia Marescotti. Fu poi il conte Gianfrancesco Aldrovandi, uomo colto, rimasto orfano del padre, a volere un teatrino all'interno di quello che all'epoca era chiamato Palazzo a Camaldoli. La storia della villa sarebbe lunghissima, non abbiamo tempo perché vedete che sul palco ci stanno già aspettando tantissimi amici. Vorrei cominciare con Giulia Dalmonte, perché è lei che apre le porte di questo bellissimo teatro. Accanto a lei c'è Francesca Pedaci, che è direttore artistico, e quindi parleremo un po' degli eventi che si ospitano all'interno di questo gioiello. Un regista al suo fianco, si tratta di Salvatore Sito, che tra l'altro ha curato la regia di una delle opere più belle messe in scena, La serva padrona. E poi Giulio Pedaci, perché si sta per inaugurare una mostra Contaminazione, che un po' rappresenta anche quello che stiamo facendo noi con questo servizio, contaminando le arti e i mestieri. E poi Franco Mioni, che mette insieme queste contaminazioni, perché concluderemo con l'enogastronomia dei nobili dei tempi antichi. Un ringraziamento particolare anche a Fabio Mauri, che è presidente di Succede Solo a Bologna, l'associazione grazie alla quale questo gioiello settecentesco può continuare a vivere. 2 ordini di balconate arricchite con 24 sculture di sirene, tritoni e cariatidi, e poi questo giardino fiorito che rappresenta le decorazioni insieme a scene di caccia. Insomma, questo davvero è il grande pregio di questo piccolo teatro, un teatro nobile, un teatro privato, un teatro che però oggi è pubblico, aperto agli eventi, e tra l'altro si dice che sia uno dei teatri con la migliore acustica che ci possa essere. Chiediamo conferma a Francesca Pedaci, visto che proprio l'acustica tra musica, parole, opere viene messa in scena qui. Qui abbiamo la rassegna Passione in Musica con il salotto pomeridiano in cui sarà il nostro ospite di Passione in Musica e lo speciale Passione in Musica. Nella rassegna Passione in Musica le punte di diamante sono Contaminazioni, questa mostra di questo artista digitale, post-produttore fotografico Giulio Pedaci, e La serva padrona con la regia di Salvatore Sito e il maestro concertatore al pianoforte Amedeo Salvato, al cembalo Giovanna Ceranto. Quindi io lascio la parola subito a Salvatore Sito per illustrarci appunto la sua bellissima regia di Serva Padrona, che tra l'altro Salvatore, regista affermato, debutta proprio qui in teatro esattamente come Giulio Pedaci. Bene, allora 2 debutti, debutterò anch'io come è stato anticipato, però insomma per questo c'è ancora un po' di tempo, andremo a maggio, invece qui siamo a marzo. Allora, Serva Padrona, una messa in scena che ha qualcosa di originale e particolare? Sì, allora innanzitutto La serva padrona è un'opera che io quando ho iniziato a lavorarci ho definito illuminata, perché pur essendo un'opera che va a scavare nel solco della tradizione dell'opera buffa italiana, presenta dei personaggi tratteggiati psicologicamente, soprattutto nel ruolo di Serpina, quasi in maniera anacronistica rispetto al contesto storico in cui è ambientata la vicenda. Questo perché Serpina, pur essendo una serva, in realtà dal primo momento in cui mette piede in scena si presenta come la padrona, padrona di se stessa, padrona del suo corpo. Questo mi ha dato lo spunto per denunciare una situazione molto attuale che ci sta molto a cuore, che è il fatto che ancora oggi, a distanza di oltre 200 anni, le donne vengono trattate purtroppo ancora da serva, in alcuni casi specifici addirittura mediante l'uso della violenza. In particolare noi nella nostra regia faremo un riferimento e una denuncia a quello che sta accadendo alle donne iraniane. Mi sembra molto
azzeccato e tra l'altro molto attuale, ahimè, per il contenuto che rappresenta, ma per quello che riguarda il periodo, marzo ci porta sempre a riflettere su questi temi. Contaminazioni, abbiamo detto, non solo perché lo stiamo facendo noi con tutte queste arti, ma anche perché contaminazione è proprio il titolo della mostra che sarà inaugurata esattamente il 29 marzo con Giulio Pedaci, un curriculum di tutto rispetto, fotografia digitale, insomma un mondo che sembra non appartenere a questo gioiello settecentesco, invece? E invece ci ho riflettuto un po' perché era una bella sfida, ma alla fine poi sono arrivato a un risultato che era quello di unire proprio quello che io sentivo, cioè quali erano le corde che mi facevano vibrare, per cui dipingevo analogicamente e lavoravo tecnologicamente, ma io in tutte le foto che lavoro lo faccio sempre con uno sguardo ai grandi maestri del passato, cercando di dare quella visione poetica che poi alla fine lo spettatore comprende. Quindi ho cercato di mettere la scultura, la pittura, la tecnologia, tutto in un contesto che si fonda poi molto sulla musica. In più io do la possibilità, inquadrando dei QR code, far entrare nel mio mondo le persone, vedendo il quadro, ascoltando la musica che mi ha ispirato, che mi ha stimolato quelle corde per cui con sofferenza ho visto delle cose e che ho poi trasposto con la tecnologia su una tela. Mamma mia, quanta curiosità per questo 29 marzo e queste contaminazioni. Però adesso io devo scendere e andare a raggiungere in platea Franco Mioni, che è la cerniera di queste contaminazioni, perché ci riporta al mondo dell'enogastronomia. Esperto enogastronomico e cultore delle tradizioni, questa è la mia definizione. Allora, c'è una ricetta della Pasqua del Settecento, visto il periodo a cui andiamo incontro e visto anche il contesto in cui ci troviamo? Beh, diciamo che le differenze tra i giorni nostri e il Settecento non sono poi così marcate. Per esempio l'uso del camino per la cottura, camino che nelle corti nobiliari, nei palazzi, era adatto per arrostire col girarrosto un maiale intero, e qui comunque è sia una fonte di riscaldamento ma anche dove si cuoce, quindi l'uso della brace e tutto il resto. E solo recentissimamente è arrivata la famosa cucina economica con i ferri eccetera eccetera, da qui poi l'invenzione dei cuochi moderni che parlano di basse temperature, la nostra no, nelle basse temperature. Allora parliamo dell'agnello per esempio, che è un simbolo pasquale anche dal punto di vista religioso. Nella nostra regione non è mai stato molto allevato e anche entrato nei costumi dell'alimentazione, perché noi sappiamo che il maiale è la nostra fonte principale. Era più facile reperire il coniglio, per esempio nel Settecento era più facile reperire il coniglio. Le uova benedette ovviamente iniziavano il pasto. Nelle corti nobili non tanto, ma in campagna dove comunque si stava molto bene, quindi una bassa opulenta, era il salame ad accompagnare le uova benedette, perché erano i giorni in cui si assaggiava il salame che veniva appena, ancora adesso ci sono le feste del maiale in questo periodo. Nel Settecento il tortellino in brodo era sulle tavole dei signori, per dire. Oggi è più la lasagna, cioè si dice no, il tortellino a Natale, la lasagna a Pasqua. Una curiosità per quanto riguarda l'agnello nelle campagne: perché alla fine l'agnello è arrivato ad essere anche lui nella tradizione? Perché i pastori, che sia di ovini, caprini, erano comunque anche nella bassa, non solo nell'Appennino, passavano e usufruivano dei pascoli di questi contadini per le loro greggi, e quindi era una consuetudine che questi pastori donassero poi un agnello
per il rito pasquale. A questo punto direi che ci possiamo anche spostare proprio qua, più vicino al palcoscenico con tutti i nostri ospiti. Tra l'altro abbiamo visto la platea con queste seggiole, ma volevo anche ricordare, Giulia, lo fai tu, che in questo momento sono dall'impagliatore le antiche sedie del Settecento, perché c'è la possibilità di adottare una sedia di questo teatro Mazzacorati e farlo vivere ancora con più agio. Sì, esatto, in teatro ci sono un centinaio di sedie storiche che attualmente sono in restauro, perché contiamo appunto di recuperarle e poi utilizzarle, tenerle in teatro, sempre per riportarle al suo antico splendore. Chi lo desidera può adottare simbolicamente una sedia donando 100 euro, che è il costo proprio per il recupero di una sedia, la può simbolicamente adottare dedicandola a se stessa o a una persona cara. Il nome verrà poi appunto riportato sulla sedia e l'adozione dura per 3 anni. Che meraviglia, quante cose abbiamo dette, ne abbiamo dette tante, abbiamo un po' sforato, allora velocissimamente l'appuntamento tra 7 giorni, sempre a quest'ora, sempre qui. Grazie per essere stati con noi. Con i frutti della terra a cielo aperto, in sovrimpressione, tutti i nostri riferimenti. In collaborazione con